Radio Libertà. Vediamo subito con gli applausi erano più per la sigla di Oltre la pagina. Comunque, solo per dirvi che siete in simultanea con noi quando sono scoccate le 12:42. Che giorno è? Poi alle 13:30 scatta Oltre la pagina. Adesso saluto e omaggio il grande Francisco, per dirla alla spagnuola, sulla tolla di comando saldamente in regia tecnica. Mi congratulo perché la sua Roma ha un allenatore mediocre, scarso, ma ha di gran lunga il giocatore migliore della Serie A per distacco, sinceramente. Anche ieri, se dopo me lo usi a fare, se me lo usi a fare il mediano, vai vai in quel paese. Scusa, ieri, signori, a parte che io amo Dybala da quando l'ho visto casualmente in Serie B col Palermo. Sono contento di che abbiamo vinto, non è che mi dispiace che la Roma abbia perso, però cioè un po' mi dispiace per la Roma, però è un peccato vedere Dybala, un giocatore come e di dimmi adesso, tu sei, no, non siamo obiettivi. Io amo Dybala e tu sei romanista, ma è così sbilanciato dire che di gran lunga per distacco è il miglior giocatore della Serie A? È perché il livello è basso. Sì, anche perché il livello è basso, anche Però perché sì, ha un tocco, una corsa, poi ora non si infortuna più, ecco ho detto. ma e la testa, vedi? Ieri dicevo la mia compagna, no, dicevo: "Perché il primo tempo abbiamo un po' sofferto". Ho detto: "Beh, per fortuna il secondo tempo di solito Dybala cala, col cavolo, ha giocato nel secondo tempo, ha giocato ancora a livello per quasi mezz'ora. Di solito lui aveva un calo proprio, si vede che con la testa a Roma si trova bene, il cocco, gli vogliono No, tutti il problema bene". è che c'è un allenatore che potrebbe allenare bene in Serie C. È quello. Io ecco, quando hai Dybala, cioè non capisco perché non fai una squadra che provi a puntare alla Champions. Perché io ho visto che i ragazzini giovani, Pisilli, eccetera, non sono quello che sbaglia, sì, non sono fenomeni, perché ma c'è quel giocatore, non è nazionale francese, che ha toccato un sacco di palloni, un po' Koné, lento. sì, però se vuoi puntare alla Champions League non vai a giocare con Pisilli. Poi bravissimo, cioè comunque per giocare in Serie A partendo dalle primavere di una squadra italiana, cioè è altissimo livello, anche Zaleschi, però non è il livello della Champions League, cioè tu per avere un posto in Champions League devi avere centrocampisti come Mkhitaryan, come Çalhanoğlu, terzini come Di Marco, non terzini come Selic o come Pisilli, cioè terzini, poi un centrocampista Pisilli. Però sì, beh, bravi, anche Bob è molto bravo, la Fiorentina sta facendo molto bene, però non è un fenomeno. Tu per arrivare in Champions devi battere almeno altre 4-5 big, che ormai sono tante le big in Italia, e non puoi puntare solamente su Dybala. Io che sono un romantico dicevo appunto, se hai Dybala devi fare una squadra per puntare alla Champions, perché se ha un po' di giocatori intorno e non lo obblighi a fare il mediano, Dybala ti risolve, ti fa il minimo, ti fa 20 gol, ti fa 20 gol più i rigori. E ti sai, vabbè. Disquisizione calcistica che ci ha portato un po', diciamo, lontano da quello che è il compito di Che giorno è. Allora, i convenevoli formulaici sono iniziati con gli applausi e sapete cosa c'è? Io salto subito ai genetriaci. Poi l'abbraccio forte, 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 tutto il resto lo facciamo dopo. Volevo passare subito ai genetriaci. Domenico Zampieri. Voi non sapete chi è. Il Domenichino. Siamo in pieno classicismo. È una pittura morbida, molto sinuosa. Questo è il genetriaco del 30° giorno di Vendemmiaio, mese del calendario repubblicano, per tutti un lunedì lunis 21 di ottobre, anno domini 2024 o 2024, che dir si voglia, e anche se non si voglia. Poi, allora, ne discutevo tempo fa con un collega, pochissimo tempo fa. Allora, io da giovane
avevo un amico che aveva studiato anche lingue, che mi diceva che la ballata del vecchio marinaio di Samuel Taylor Coleridge, letta in inglese, era un'esperienza mistica, era un'esperienza unica. Io, io leggo in francese, riesco a leggere in francese, in inglese no, quindi l'ho letta in italiano, mi è piaciuto tantissimo, la ballata del vecchio marinaio di Samuel Taylor Coleridge. Il principio, oggi è la voce del lunedì, il principio dell'architettura gotica è quello dell'infinito reso immaginario. Mamma mia. Allora, Alfred Nobel, che ha fatto due cose, ha scoperto la dinamite, non so se si può dire scoperto la dinamite, ha inventato la dinamite, e il premio no, è il premio omonimo. C'è un bellissimo libello, un pamphlet, che parla delle giornate che portano Eugenio Montale a Stoccolma, e sono raccontate da quello che diciamo fungeva un po' da segretario che organizzava tutto. Bellissimo. Se tanto non abbiamo più tempo per leggere nessuno, io l'ho letto in vacanza, quindi poi tanto si legge in un'ora, una roba veloce. Mi aveva impressionato perché io ero grandicello quando Montale, ero in seconda media quando Montale ha vinto il Nobel, e a scuola se ne parlò, quindi mi rendevo conto. Leggendo a distanza di quasi 60 anni, no, 60, 50, a distanza di 49 anni, mi sono reso conto del clima, cioè mi ha fatto, è quasi una Madeleine, eh, quella lì, gol all'85esimo, autorete, vergognatevi, andate via, andate via. Allora, questo pamphlet, che è stato scritto in quei giorni, riporta a un clima che non riguarda solo Eugenio Montale, il Nobel, ma si percepisce quel clima che c'era in quegli anni, pulito un po', erano già gli anni di piombo, stavano diventando, ma era pulito, era ancora abbastanza intonso dal sangue e dallo sporco della politica, e in provincia si viveva così, anche se è ambientato tra Milano e Stoccolma, quindi non proprio in provincia, ed è una bella esperienza che ricrea, che riporta completamente in quello che era il pensiero, il sentire di quegli anni. C'era la TV in bianco e nero, non c'erano TV private, stavano arrivando, ahimè, le radio private, un disastro per quanto mi riguarda, però eravamo ancora molto lontani, insomma. Le scuole funzionavano, il consumismo ancora, diciamo, non ci stava devastando, eccetera, eccetera. Edmondo De Amicis, quindi dopo Alfred Nobel, una casa senza libri è come un giardino senza fiori. Edmondo De Amicis, ligure se non sbaglio, autore di un celeberrimo bestseller, Cuore, che io non ho mai letto. Non so di cosa si tratta, probabilmente potrei anche parlarne, ma proprio no, non l'ho mai letto, ma proprio no, ma proprio no, 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 no. Un interessante, importante attore cinema e TV, Andrea Checchi, poi abbiamo allora, amici della regia, trovatemi un brano, quel che volete voi, di Dizzy Gillespie, un bebop siamo, un jazzista, trombettista, pianista, è stato un nome importante. Quando smetti di usare le labbra, il cervello comincia a giocare brutti scherzi. Siamo tra Charlie Parker, Miles Davis, siamo nel GOAT del jazz. Allora, non so se avete... Aspetta, c'è un avvicendamento, saluto Lorenzo, autogol all'85esimo. Ciao, e saluto naturalmente il grande Francesco, eh, che si avvicenda con Lorenzo il Magnifico, al quale chiedo, non so, hai trovato qualcosa su YouTube di Dizzy Gillespie?
Spotify. Sembra originale? Se lo sentimo. Sì, originale. Il jazz, avete sentito? Avete sentito? Il jazz non è roba per tutti. In realtà è per tutti invece, basta, non tutti se lo meritano. Non tutti se lo meritano. Eh, ci sono degli infami che non se lo meritano, ma quello è un altro discorso, è un discorso etico. Il jazz non è etico, per fortuna. Spiegavo a Lorenzo il Magnifico che secondo me la dimensione perfetta, innanzitutto, e qui mi guadagnerò, i miei 37, 38 ascoltatori sono del centro nord, del nord, perché non vorrei guadagnarmi antipatie. Il jazz va ascoltato a nord del Po, tra la nebbia e la pioggia, possibilmente in autunno, possibilmente intorno alle 21:30, 22 di sera, tutto spento, in casa luci spente, non ci deve essere altro, o o stesi sul divano, o stesi sul letto, a volume medio, non un volume troppo alto, mi raccomando, metti jazz, come questo sarebbe perfetto, tu lo ascolti, è proprio a mezz'aria. Vabbè, queste son fantasie mie. Adesso sai cosa mi metti? Sì, sì, mi metti una canzone che farà incavolare molti ascoltatori. È una canzone su Pinelli, è una compagnia di anarchici, è una canzone su Giuseppe Pinelli. Prova a vedere se la trovi. Beh, il titolo esatto non lo s ce l'ho io, ce l'ho in vinile, pensa un po', e ce l'ho anche in CD. Pinelli, ve lo ricorda sì, esatto, facciamola sentire. Ah, sì, cioè, sta la pubblicità, facciamo passare la pubblicità. Facciamo passare la pubblicità, facciamo passare la reclame, sa, perché non va ben sentirla. Subito, qualche istante. Perché adesso ci sono quelle che sono doppie, triple, mamma. Uh.
era il 15 dicembre del 1969 quando Pinelli cadde dalla finestra del commissariato. Quello che mi ha sempre intanto quando sento quelli di adesso che si nominano anarchici mi prudono le mani. E poi alla fine quello che di solito una volta insegnavano i genitori a noi che diciamo proveniamo dai ceti umili: "Guarda che sei destinato a prenderlo in quel posto, devi stare attento." Perché su Pinelli si sono divisi tutti. Io so molti di voi sono anticomunisti e si infervorano quando sentono questa canzone. Invece quelli della sinistra, poi c'è stato Sofri, poi c'è stato l'omicidio Calabresi, poi c'è stato Sofri, Bonpressi, quelli della sinistra radical chic, quelli della sinistra radical chic, allora, mentre alla destra anticomunista Pinelli gli urtano i nervi sentirlo nominare perché non fa parte del loro mondo, era una persona innocua, un buon ferroviere che non aveva mai fatto male a nessuno, era uno di noi, era uno del popolo. Alla sinistra radical chic di Pinelli non gli importa niente, tant'è che tanto si è parlato perché poi c'è stato l'omicidio Calabresi, ma non si è mai capito chi abbia ucciso Pinelli. Che avete capito? Questa persona completamente innocente, accusata perché probabilmente la strage di Piazza Fontana era una strage di Stato, accusata in modo inappropriato, probabilmente, lo dicono in tanti, non lo so probabilmente, in molti dicono. Lui sicuramente non c'entrava niente ed è morto, lasciando una famiglia, dei figli, eccetera. E non gliene importa. Io credo di essere l'unica persona che ho conosciuto che gliene importa un po' di capire, poi non ho indagato perché non ho gli strumenti, ma che se non altro si domanda: "Ma chi ha ucciso Pinelli?" Non gliene importa nulla. Posso capire che a destra sono anticomunisti, quindi uno che si dice anarchico è visto come l'aglio per Dracula, ma a sinistra, che sono tutti quanti pronti per il popolo, non gliene importa niente. Io invece ogni volta che c'è l'occasione lo voglio ricordare, perché era una brava persona e qualcuno l'ha ucciso e non si saprà mai chi è stato. Pausa. Avete ascoltato? No, finisce. Oggi hai ciulato tutto il fine settimana, Ehi sei tu, non stordito, eh? trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Sempre più liberi, con la tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni.
Eccoci di nuovo in diretta. C'è stato, ci siamo un po' dilungati perché c'è stato qualche. Perché non va via questo? In pratica non funziona. Allora, io sono parasiarca, deve essersi verificato un bug, come si dice, sul computer della diretta, non funzionava più internet, e abbiamo dovuto spegnere e riaccendere. Succede anche nelle mi Alt ESC, succede anche nelle migliori famiglie. Alt ESC non mi control ESC niente. Perché allo è incredibile qua. Alt F4, qui stiamo lavorando in diretta per voi. Niente. Vediamo maiuscolo F4, maiuscolo ESC. Mamma mia. Vediamo un po'. Gestione attività. Allora facciamo così. Io stavo facendo i genetriaci ricorrenza perché sennò qua se facciamo ridere Drio sa Nini. Allora, la prossima volta non faremo prigionieri. Questa è una frase efferata pronunciata da Cesare Previti durante la campagna elettorale del 2001. Secondo qualcuno, non proprio di sinistra, quella frase atterrì molti elettori e costò 5-6 punti percentuali alla coalizione di centrodestra. Questo era una valutazione francamente molto empirica, però so questo, che in quelle elezioni fino a una settimana prima c'era Rutelli, vi ricordate? Silvio, ricordati degli amici, ricordati di chi ti ha voluto l'indimenticabile imitazione di Guzzanti. La coalizione di centrodestra era veramente tanti a pochi nei confronti di centrosinistra, però dopo alla fine l'ultima settimana, secondo me complice anche un feroce comizio molto cattivo. Adesso salta fuori, dice Berlusconi sempre buono, buono e dolce. No, io mi ricordo quel comizio anticomunista, cattivo, secondo me impaurì molti moderati e costò 5-6 punti, anche se non costò le elezioni, perché la vittoria del centrodestra fu larghissima. E c'è anche, parlavo con amici, no? Anche è curioso, è singolare, è significativo vedere come certe volte anche le persone più malvagie, più feroci, più dure, non malvagie esagerato, anche le persone più dure hanno nei confronti dei propri figli un sentimento veramente fortemente protettivo. E c'era un'intercettazione pubblicata da Repubblica, credo dal Fatto, di lui che aveva telefonato a un dirigente della Lazio, perché nella Lazio giocava il figlio terzo portiere, e Cesarone Previti, che è calabrese, ma ormai è romano di adozione, si lamentava perché il figlio non giocava, e c'è questa e par di sentirla questa intercettazione. Andando mio figlio se sta a scardare il riverito culo in panchina, se sta a scardare il riverito culo. Era protettivo, però era sempre Cesare Previti, insomma, non era di quei papà che vanno cioè era un tosto. No, perché oggi compie 90 anni, auguri a lui. È stato ministro della difesa, volevano metterlo alla giustizia, ma si rischiava di andare ai materassi. Poi un'altra calabrese, Marina Punturieri, la famosa Marina Ripa di Meana, i miei primi 40 anni, strepitosa. E adesso un altro intervallo musicale molto gradito è il genetriaco di un attore che si chiama Everett McGill, era tra i protagonisti di una serie TV celeberrima, e le sincronicità junghiane, se non sbaglio sabato sera era tra i protagonisti di un film di Clint Eastwood, Gunny, del 1986. La cosa buffa è che così alla fine l'ho visto in televisione
La cosa buffa è che quando uscì al cinema andarono a vederlo i miei amici e io, benché di umili origini, sempre molto snob, ma cosa andate a vedere quel film, quei filmacci lì, film stupidi americani, americanate, schifezze, eccetera. Invece in realtà è un film tutto sommato godibile. Sarà che dopo aver visto nella mia vita molti film di grande qualità, magari adesso vado a scoprire panorami nuovi e comunque ormai Clint Eastwood c'è una devozione nei suoi confronti per cui ancora un po' quasi quasi mi sa che prima o dopo tornerò, vedrò per la prima volta in vita mia gli spaghetti western di Leone. E c'era proprio Everett McGill, che era uno dei protagonisti di questa serie televisiva. Non ve ne anticipo perché se non la indovinate dalla sigla, pazienza, i più giovani forse non lo indovineranno, gli altri spero di sì. Così in diretta. Allora, Angelo Badalamenti ha composto la sigla di Twin Peaks che vi abbiamo appena fatto sentire. Pensate che lui un po' si vergognava del successo perché diceva: ma l'ho fatta con 2 accordi, con 2 note, 2 accordi, adesso non sono musicista. Comunque, si vergognava perché era una composizione di estrema semplicità. E adesso mi salta fuori di nuovo DJ Pro Classic e non posso andare da nessuna parte. Allora, sì, perfetto. Sì, 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 graziesissimo, grassissimo. Comunque questo penso che sia sicuramente un contributo gradito, immagino, spero. Benjamin Netanyahu, l'uomo più discusso del pianeta in questo momento, ha detto: se gli arabi rinunciano alle armi, oggi non ci sarebbe più violenza. Se gli ebrei rinunciassero alle armi, oggi non ci sarebbe più Israele. E poi Luciano Marangon. Il Marangon. Marangon cos'era?
non so se il Fabbro mi sembra in dialetto. È stato Ha vinto lo scudetto nell'85 con l'Hellas Verona e ha giocato anche con la Beneamata, con l'Inter. Poi un brutto infortunio gli ha fatto terminare precocemente la carriera. Era oggi si direbbe esterno sinistro, un bel terzino, funzionava. Aveva cominciato col Paolo Rossi Vicenza. E poi Paul Ince, altro campione amato della Beneamata inglese. E chiudiamo questa carrellata dei genetriaci con Carrie Fisher, figlia d'arte, non nel segno del padre o della madre, la figlia di Debbie Reynolds. La cosa triste, lei è morta, aveva avuto grossi problemi di alcol e droga. E la principessa Leila di Star Wars, ma non solo. Allora, adesso è un omaggio che giro anche a Vincent Vega, che è un grande appassionato di Star Wars. Invece, io ve l'ho detto, 1977, ragazzino, vado a vedere Star Wars, esco dal cinema e dico, per me questo film è una cagata pazzesca e non ho mai più cambiato idea. Alla Fantozzi. In realtà non c'è niente, però mi deluse molto, insomma, devo essere sincero. Ho preferito molto, molto di più di sé nello spazio. Però sta di fatto appunto che è stato un successo pazzesco, infatti hanno fatto una serie praticamente di film. Allora dicevo, noi che non siamo amanti di Star Wars, però amiamo Carrie Fisher perché lei è l'attrice che fa la promessa sposa di Belushi in Blues Brothers, quella che cerca di farlo fuori in tutte le maniere, ed è per l'onore dei miei genitori, eccetera, eccetera. Poi lui comincia: no, è morto il gatto, eccetera. Poi si toglie gli occhiali, lei rimane incantata. E per noi è celeberrima per quella parte immortale. Per il grande pubblico, appunto, la principessa Leila, invece per noi appassionati di cinema, per quella parte magari marginale finché si vuole, ma immortale. Non vi faccio sentire i Blues Brothers, anche perché è una è un musical praticamente con tante canzoni, invece la colonna sonora, il brano portante di Star Wars, sì, e allora direi che possiamo ascoltarlo chiudendo quindi non che giorno è, perché manca ancora un po' di sondaggi, ma 2 o 3 minuti di Star Wars per chiudere intanto i genetriaci e poi facciamo un po' di sondaggetti.
E andiamo velocemente allora adesso ai vediamo se non li trovo più. Mi sono anche la tosse nemica. Andiamo a leggere i sondaggiati. Allora, questo è il termometro politico: 29,4 Fratelli d'Italia, 22,9 PD, 10,3 5 Stelle, Lega 8,7, Forza Italia 8,6, 6,8 la sinistra. Chiudo. Poi, sempre termometro politico, i prossimi 5 sono tutti di termometro politico. L'attacco di Israele ad alcune postazioni dell'ONU in Libano è stato un errore, 27,8, provocato dal fatto che Hezbollah ha costruito tunnel vicino alle basi dell'ONU. Credo si sia trattato di un errore, non penso che Israele voglia inimicarsi paesi alleati come l'Italia, 10,8, è l'esito del criminale modus operandi israeliano, 26,2, siamo proprio nell'antisemitismo. Penso che Israele l'abbia fatto di proposito per intimidire l'ONU, 31,9. No, per quelli della mia, ma non solo quelli della mia età. Cioè, adesso senti da sinistra dichiarazioni che fatte da esponenti di destra qualche anno fa avrebbero sollevato in galera, antisemita, c'è una legge che proibisce di dire queste cose, deve essere tacitato, basta. Adesso lo dico di sinistra, tranquilli. Dicono le peggio cose degli ebrei e va tutto va bene così. Scusate, io sono cioè è stato così repentino, è stato, cioè, e sapete poi vabbè, io poi non entro nel merito del chi ha torto e chi ha ragione, ma è che è successo questo, quello che mi lascia che mi perplime, è che è successo dopo il 7 ottobre. Cioè, io umanamente, vedendo il 7 ottobre, mi sento dalla parte di quelle vittime. Non che non sia dalla parte delle vittime della striscia di Gaza, ma è stato qualcosa nel quale ti identifichi forse di più. E invece sono tutti, è esploso il 7 ottobre, ha fatto esplodere l'antisemitismo nascosto, quello che c'era a destra se ne stava in disparte, se ne sta ancora a disparte, ma quello della sinistra, che non pensavo fossero, ci sono professori universitari, li vedi anche nelle trasmissioni televisive, antisemiti, professori universitari, sono, cioè, non sono scandalizzato, sono sorpreso perché non pensavo. Le truppe UNIFIL in Libano dovrebbero ritirarsi, sì, 25,1 sì, anche se il loro ruolo è importante, 13, quindi 28,2 pensano di sì e il 57,7 invece pensa che dovrebbero restare. Poi abbiamo Israele gioca nella, questo è vergognoso, ecco qua, guarda, questo è antisemitismo. Israele gioca nella Nation League, a suo avviso andrebbe bannata come è stato fatto con la Russia. Sì, cioè il 38,4 pensa che Israele non debba giocare. La Turchia sì, la Turchia sì, la Turchia va benissimo, Israele no. E siamo con una percentuale piuttosto considerevole, oltre il terzo. Il 56 invece pensa che ci sia giusto. Anzi, il 36,2 nel quale mi riconosco, neanche la Russia dovrebbe essere esclusa dalle competizioni sportive, perché lo sport è un'altra cosa. E poi abbiamo il trasferimento in Albania, che poi sapete com'è andato, il favorevole il 50%, contrario il 48,8%, quindi argomento fiammeggiante e divisivo. Fiducia nel governo Meloni 40,4 favore contro 59,1 sfavore. Poi abbiamo produzione nelle costruzioni, questo è un dato Istat che mi è sparito, qua sparisce tutto. Allora, ma noi resistere, non ci faremo intimidire. Allora, trimestre, ma facciamo così, casomai ve le leggo dopo. Adesso vediamo di sistemare questo pasticcio che è nato qui nel computer della diretta. Sono gli inconvenienti della diretta, diceva De Cuius. Comunque quello che dovevamo
quello che questo supermercato doveva offrire alla vostra attenzione vi è stato dato e vi sarà dato ancora, perché fra 5 minuti Silverio allocca per parlare del piano della vittoria di Zelensky. Pensate un po'. Pausa. Avete ascoltato Che giorno è? Scegliete la vita, scegliete un lavoro, scegliete una carriera, scegliete la famiglia, scegliete un maxi televisore del cazzo, scegliete lavatrici, macchine, lettori CD e apriscatole elettrici.